18 sembrano, insomma. Quarto, Bettini Matteo, Lagarina Cruz Team, molto forte anche lui nel calcio, no? Nel mangiare la pasta, l'ho visto prima. Lagarina Cruz Team. Terzo, Angelini Michele, Altogarda Eledro. Secondo, Dalla Costa Giovanni, Lagarina Cruz Team. Ha vinto la gara allievi Anesi Stefano, Atletica Clarina. Stringere! Non mi tocca solo, dato che fanno due solo. Questi sono gli allievi. Tutta la gara affollatissima. Silvia Denart, Lagarina Cruz Team. Comunque non ridete, perché fare lo sport da allieve con i sacrifici in quell'età lì dove ci sono tante distrazioni è già un'impresa, insomma, e lo vediamo tutti. Corsa in montagna. Cadetti, quinto classificato Marzadro Nicolas, Lagarina Cruz Team. Quarto, Del Vai Patrick, Stella Alpina Carano. C'è? Sì. Terzo, De Gasperi Andrea, gruppo sportivo Trilacum. Secondo, Fedrizzi Francesco, Atletica Valle di None Sole. Vince la gara cadetti Anesi Marco, Atletica Clarina. Tutti sul podio, vicini. Gli atleti, intanto in tempo reale abbiamo commesso una dimenticanza nella categoria junior cadette. Seconda classificata Gazzini Iris, Atletica Team Loppio. E prima Sartor Camilla, Lagarina Cruz Team. Mi raccomando, fare le foto che vengano bene, perché ho provami, non te le falsifichi più dopo. Questa è difficile mettere in pezzi. Cassi, quinto, Del Vai Jacopo, Stella Alpina Carano. Quinto. Quarto, Maino Matteo, Atletica Team Loppio. Terzo, Caresani David, Atletica Tione. Secondo classificato Campidelli Jordan, Atletica Tione. Vince la gara ragazzi Gabriel Brugnara, Società Atletica Laives. Eccolo. Faccio un'altra parentesi, ci sono dei premi per le società, non solo per una società, per alcune società, quindi vi invitiamo magari a fermarvi 5 minuti, insomma, per ritirare anche questi premi di società. Questi sono i Ragatione. Quarta classificata Vernesoni Lisa, Atletica Trento CMB. Terza, Molinari Chiara, Atletica Trento, CMB. Seconda, San Marco Alice, Atletica Trento. Inizio a spiegarmi perché l'Atletica Trento è forte nella corsa in montagna. Vince le ragazze Esther Molinari, Atletica Trento. Brave! Complimenti anche a lei. E comunque erano tantissime perché erano 18 le ragazze, quindi sono proprio state
bravissime anche tutte quelle che non hanno ricevuto il premio, così separatamente, insomma, hanno ricevuto quello di partecipazione. Ora premiamo le